Ciao a tutti amici da Napoli l'87, buonasera ragazzi, ci siamo? Siete pronti per la partita? Dice. Ciao Luisa, ciao Giada, Carlo muoviti mannaggia, com'è ragazzi? Ma se ti metto là mi fai uno. Forza Napoli, voglio, c'è mangiare scattamma a capo. Sì, si dovrò. Si pronto. Ah. Giuntoli, sentiamo Giuntoli che. Sentiamo Giuntoli che dice condividete la live e lasciate like, ragazzi, per essere più persone. Dai, oggi fatemi il pronostico di oggi, Genoa-Napoli. Secondo voi come finisce Genoa-Napoli? Voglio un risultato positivo, voglio pronostici positivi, ragazzi. Ah, ma te chiacca, Così sapere lo stemmero un'aula. Sapere lo stemmero un'aula. Napoli non bacia a Sara. Ciao! Con dietro le quinte oggi. Ma tu non avevi una parete? No. No, non lo faccio vedere. Ah. Sono dietro le quinte oggi. Ma no, ci mangiamo schiattamma a capo. Schiattamma a capo. Formazioni. E formazione appena è tecnica. Forse ci dovrebbero già essere le formazioni ufficiali. Mamma mia. Sì, già ci sono. Allora ragazzi, ci sono le formazioni. Il Genoa gioca con il 3-5-2. Gioca con Perin in porta, Goldaniga, Radovanovic, Criscito. Questa è la difesa. Centrocampo, Zappacosta, Zaic, Badelli, Strottman e Siborra. In attacco, destro Pandev. Il Napoli risponde, il nostro Napoli, vai Napoli, con il 4-3-3. Ritorniamo al nostro classico 4-3-3. Ospina tra i pali. Mario Rui, Maximovic, Manolas, Di Lorenzo fase difensiva, centrocampo, Zelinski, Demme, Elmas, bel centrocampo, vai giù. Fase offensiva, Politano e Lozano esterni d'attacco e Petagna prima punta. E schiattamma a capo. Vai mamma, schiattamma a capo. Schiattamma a capo. Schiattamma a capo, schiattamma a stag e schiattamma a capo, già da. Ale, ale, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Ciao Gabriele, buonasera Gabriele. Sarò con te. Ma vinci, dobbiamo vincere. Bakayoko, Timothy, Luisa Forza Genova, che Forza Genova, lui Forza Napoli. Questo è team. Ragazzi, i pronostici della partita che fra poco comincia. Ciao, magno grifone. Usciattamma a capo grifone. Usciattamma a capo. Anzi, che è successo? E mi su sfondo Francia grande. Erino, serata e tutti. Forza Napoli, bella. Lei schiattamma a capo. Stiamo evolvendo. Ci stiamo evolvendo piano piano. Stiamo diventando Maruno, mamma, è bellissimo, Rino, ti piace? O stemmero Napoli a rete, bellissimo, Tanta roba, voglio, nessuno se lo può permettere lo stemma come nostra. Azzurro, come cielo, come mare, o più bello del mondo, come dire sempre. È il più bello del mondo.
Ecco le formazioni. Perin, Criscito, Radovanovic, Goldaniga, fase difensiva. Centrocampo, Badelli, Zaic, Strottman, Zappacosta, Siborra. Attacco del Genoa, Pandev destro. 3-5-2 per il Genoa. Giocano Pandev e destro. Pandev non ha giocato fino ad ora, deve giocare contro noi, contro la sua ex squadra. È par ovvio, no? Sapete che ci fa pure il gol. Speriamo che no, però. Il Napoli risponde con il 4-3-3 con Spina tra i pali, Di Lorenzo, Mario Rui, Maximovic, Manolassi in difesa. A centrocampo Zelinski, Demmel, Mas e in attacco Lozano, Petagna, Politano. Non male, dai. Mi aspetto anche che subentri Osimhen, di ritrovare Osimhen, perché ci serve il miglior Osimhen della stagione, delle prime partite. Anche se non segnava, però faceva segnare i nostri attaccanti, no? I nostri esterni. Voglio. Vai Napoli, sarò con te. C'è e schiattamma cap. Oggi è schiattamma cap. Hashtag e schiattamma cap. Ciao in piove, grande. Come va? Hai visto il video sul Torino? Complimenti per la partita, veramente da 3-0 a 3-3. Grande Torino. Secondo me questo Torino ha giocatori di qualità e si salverà. Te lo dico subito. È una squadra che merita più di dove è ora, capito? Dove è adesso. Mandragora avete fatto un grande acquisto, va dato tanta qualità a centrocampo. È proprio il perno che vi mancava. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua, e oggi come allora difendo la città, ale ale ale, ale ale ale. Come si scrive l'hashtag? Hashtag, ischiattamma cap, hashtag, ischiattamma cap, ischiattamma cap, ischiattamma. Vai, ci mangiamo. No, ischiattamma capi, ci mangiamo no, ischiattamma. Ischiattamma cap. Ischiattamma cap, Napoli sia più forte del mondo. Vai Napoli, vai! Sto vicino, stemma più bello del mondo, ma sia la vita mia, sia l'amore mio, sia la luce mia, sia l'anima mia. Vai, voglio. Zelinski capitano, ma però capito, fammi arrapare, Zelinski. No, è Zelinski capitano, ma da pasci pazzo. Rino, stasera Carlo sta tutto questa frustola, fiumi di birra. Per arrivare a te. Demme, se tu hai visto che ti ha già messo stemmero Napoli? Lui voleva Demme come sfondo, capito? Poi qualche volta metterò come sfondo i giocatori del Napoli, lo posso fare tanto, la formazione, tutti dietro. I giocatori del Napoli. Ora ci teniamo il nostro stemma del Napoli stasera. Non passa la volta. Tanto per le live metterò sempre roba del Napoli, capito? Poi per i post partita metto i stadi da dove giochiamo in casa, capito? Per esempio stasera al post partita metto lo stadio del Genoa. Nel video. Nel video post metto lo stadio del Genoa e faccio il video da dentro lo stadio del Genoa, va giù. Capito? Faccio questa partita dallo stadio dal Marassi, voglio, ma per rendito conto. Sta cominciando, ragazzi. Forza Napoli. Fammi fare una rattata. Corner there. Vai Napoli. Schiattiamo a capo Grifone. Schiattiamo a capo Grifone. Chi è st'arbitro? Voglio, mi preoccupo. Chi è? Fammi condividere. Fammi condividere. Io voglio vivere, ma sulla pelle tua.
Voglio vivere sulla pelle tua, fiumi di birra per raggiungere te, a te che sei. Ma greca, aspetta. Aspetta che chiove, l'acqua si buona e va, tanto l'aria sa da cagnà. Oh, da permette. Già la si mannate da là. Sì. Buona partita a tutti. Ciao. Vai Napoli, schiattiamo la capa. Questo è team. La 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 la. Life is like. Oh vai. Pressalo, Pedagnone. Voglio con le Pedagnone. Voglio gol di Petagnone. Ho condiviso un po', ragazzi. Magari viene un po' di gente. Sempre Forza Napoli, Giada. Scrivo Vamos e il telefono corregge Canosa. Vai di Lorenzo. Tieni un numero 22. Non fa figure di merda. Un numero dei Lavezzi. Ti rendi conto? Vai Petagna. Vai, bello di esterno per il Massi, crossala. Vai il Massi. Vai, ma bello per Polità, cross, bravo. Mannaggia la miseria, va bene così. Attenzione a Pandev, grande Zelischi, tira. Grande Zelu, così, vai che schiattiamo a capo, vai. Grande Zeli, Piotr. Si mostra, tu sei un polacco vero, non Milik a lunga conservazione. Vai, di loro Magnatil. Ma chi è chi? Batelli, tanto non ci capisce niente, chi ci ha mai capito niente, bravo. Mamma mia. Vai al massimo, così, pressato, bravo. Vai, Politano. Vai, Magnatil. Bravo. Vai, non aggressivi così, che ci mangiamo. Vai, Petagna, vai, allarga. No, che peccato. Pandev, bravo il Massa a ripiegare, bravo. Vai di Lorenzo. Cross, bravo per Politano, bel pallone, voglio, bella palla, schiattiamo la capa. Tanto sacci che schiattiamo la capa stasera. Vai! Mannaggia la miseria, bravo, così, provaci Lozano, bravo. A così, vai. Giovanni Romano, cioè Magnam si mette più forte, padre di Scello, si non sa. Gli che schiattiamo la capa. Schiattiamo la capa, aiuto. Mangiamo la pizza che bombarò la coppa. Vai! Napoli è meglio Pampers o Pandev? Tutto è dubbio, frate. O Pandev, che c'era con te, Pandev? Noi teniamo a Petagna. Mangiamo la pizza, aiuto, la salute, ci mangiamo. Ciao Riccardo, ci mangiamo. Ricca, grazie. Ragazzi, lasciate like e condividete la live. La pizza, sì. Pizza e Napoli stasera. Però questa è una pizza congelato, frate, non è pizza napoletana, sono in Toscana purtroppo. Vai Di Lorenzo, tira!
Che schiatta a capo, vai Di Lorenzo che schiatta a capo, vai, mozzica una tu mozzica pizza. Mm. Mm. Da napoletano che sono amante della pizza, ragazzi, è normale. È normale. Ma tu veniva la pizza, 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 pummaro la coppa. Vai, Geli. Vai, lo za. Vai. Vai, Polita. Mannaggia la miseria. Vai, da me. Vai. Mamma mia. Vai, vai, Elmas. Vai, che ci mangiamo, schietta a capo, vai. Un tovaglio lì. Tiene ragione, Demme. Vai. Oh. Ah, via adesso che mi pare un morto vivente. Dai, su. Ma tu con Napoli, oh, oh, ciao, Juvendi, tutto a posto? Bella Lozano, Zelischi, non giocare troppo col pallone, passalo, perché non giochi solo tu. Pure mangiare mattino, mezzogiorno e sera, la pizza sempre, Rino, noi napoletani siamo amanti della pizza, lo so bene che anche tu la mangeresti. Io pure la mangerei a mattina, pomeriggio, sera, notte. Bella oggi su Discord, stiamo vedendo il Napoli su DAZN con amici. Grande Luizi, buonasera. Comunque ragazzi vi invito sempre a lasciare un bel like, condividere la live con i vostri amici per essere sempre di più, mi farebbe piacere, grazie. E godiamoci questo nostro Napoli con una bella pizza, meglio di questo. Zappa Costa, vai a Zappa, va. Mario Rui, mi raccomando stasera, eh? Tu e Di Lorenzo, mi raccomando. Stasera mi sembra siamo partiti col piede giusto, sì, siamo subito offensivi, abbiamo già creato qualcosina. Però sì, dobbiamo cercare di tirare, non aver paura. Quando abbiamo palla in fase offensiva dobbiamo tirare in porta, non è che passa sempre un pallone e aspettiamo troppo, dobbiamo cercare di arrivare alla conclusione. Più cattivi, abbiamo tirato, ma dobbiamo essere più cattivi. Attenzione a Panda e voi, chi si può segnare contro noi, può segnare. Load. Voglio bene Panda, ma stasera non ne segniamo. Ma sì, bello come sì, e lo sai che mi fa impazzire. Maia, Maia. Sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Vai Napoli. Tamma capo e palle il Strottman. Guarda là, guarda che chi sei giallo, Chi sei giallo, guardalo come è giallo. Arbitro è giallo chi su qua. Bravo, fatto fare un giro, Magnaviz. Oh! Ma se può
io era io che segnava contro noi Pandev, io l'avevo detto. Non abbiamo fatto segnare senza capirlo, abbiamo fatto segnare, mannaggia che la pompavamo, mannaggia. Ma come si fa una difesa larga così, ma è da fanculo veramente, ah. Ja, mia. Ma ja, mia. Ma guarda là che buco, ma che cazzo ci sta là? Ma a parte perché è lento come una lumaca hanno fatto tirare in porta. Guarda là, Maximovic teneva a fare 28 milioni, mister 28 e sta ma va fammo. 28 milioni provata a Maximovic, 28 milioni Maximovic. Ah, mannaggia, miseria, mannaggia. Mannaggia, miseria, mannaggia. Oh, chi se non segna mai, Pandev ci ha fatto gol a lui, ma ci credo, con una difesa è merda così, ci fa gol pure che te posso dire, un venditore ambulante, voglio, ma veramente. Ma stiamo così inguaiati in fase difensiva, mamma mia, mamma mia. Non si possono fare, infatti, Maximovic a due cazzo di aiuto, voglio. Mamma mia, Carmen, come stiamo inguaiati. Comunque, buonasera Roberto e forza Napoli. Buonasera Andrea. Meret non gioca più, arrivederci e grazie. Infatti, non ho capito perché. Io pensavo giocasse. Boh. Roberto Ciambelli, ciao, buonasera. E forza Napoli, Riccardo Ospina, sempre Ospina, ormai è lui il titolare del Napoli, gioca sempre lui. Quando c'è qualche problema, oppure in Coppa Italia, è capace di far giocare Meret, ma difficilmente. Emilio AC Milan, ciao, buonasera. Oh, ciao Viola, ciao Gabe, com'è? Tutto a posto? Che partita ieri, dominata dall'Inter purtroppo. Avevate assenze importanti come Castroville e Ribéry, però comunque l'Inter è più squadra, è più forte, dai. San Maccise, Robè, veramente in fase difensiva non si può vedere proprio il Napoli. Sono tornati e come? Atalanta hanno buttato 2 punti. Sì, l'Atalanta ha buttato 2 punti via, ma meriti alla squadra avversaria. Dobbiamo sempre dare i meriti anche all'avversario perché giocano due squadre in campo, non ci va solo l'Atalanta. Si che ha meritato il pareggio il Toro. Forza Napoli stasera, non fate vincere sti scarpari. Speriamo, Gabe, speriamo di vincerla, portarla a casa. Io ci credo, nonostante il Genoa è in vantaggio, ci credo. Rino, già buonasera. Mangiamoci la pizza. Mannaggia la miseria, mannaggia. Oh. E che maniera mangia spugliamo, mangia la pizza. Cattuso via, no, dai. Ma perché se ne dai Cattuso? Dai, voglio. A Napoli. Oh, guarda là, ma Pandev che è lento, quanto a mia mamma, che non gioca mai a pallone, corre uguale. Voglio che ci facciamo saltare tutto quanto. Cioè, è come mamma ma se stessi giocando a mezzo campo e si salta tutta il centrocampo di Napoli, uguale. Ma come cazzo si fa? Che Pandev non ce la fa più, voglio. Ha fatto pure gol poi. Il bello è pure che ci ha segnato pure, che non segnava la Bologna non mi non segnava. Gabe, ieri sera la Fiorentina ha fatto un bel primo tempo, sì sì, sì, ha giocato bene. Andanovic ha fatto 2 o 3 parate importanti, prendendo una traversa, infatti facendo sudare l'Inter, sono d'accordo. Nel secondo tempo, More, More, More.
Mi serve caricare batteria o computer? Mi dice che scarico già. Sono disuniti e sono venuti veloci, se no si spegne. L'Inter è più forte, si vede, infatti, è più squadra. I giocatori vanno a correre a frustate, è stato un nostro errore, sì. Maximovic non si può vedere, voglio, mamma mia. Io carico batteria. Ci sto arrivando, dammi un attimo. Pure che è morto per team, pure che è morto, infatti, che se su Genova, su squadra di morti, con tutto rispetto, con Genova. Che sei un banano? Sto prendendo la prolunga, se no non arriva la presa, furbo. Sto combinando. Alessandro Forte, buonasera. Proprio a noi doveva capitare il positivo. Ma si è levato pure l'immagine, che ha fatto comma. Scusate ragazzi, si è scaricata la batteria. Ha fatto un po'. Ma perché l'hai mosso questa volta? È venuto come Napoli, ma vattene a cuccare. Mannaggia, mi sai, dovete impazzire napoletani, dovete... Che checca. Dovete impazzire napoletani, dovete impazzire. È tutto troppo azzurro. No, invece no, è troppo bello. Forza Napoli sempre. Vai, vai, che tanto vincimmo sta partita, ragazzi. Andiamo alla pizza, vai. Sfoghiamoci un po' la pizza. Se ce ne fottano la Juve. Senza colore.
Vai! Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre, Biagio, forza Napoli. Scattammo a capo, tanto stanno vincendo 1-0, ma dagli un attimo di tempo che poi si stancano pure loro, che già c'è la vecchiamma alla mese, c'è Panda per tenere 70 anni, ci ha fatto gol, solo con noi può segnare Panda, ma state calmi che ora vinciamo. Statevi calmi, è sempre, state calmi. Viva la palla su, chi lo sa fa male. Sei un grande, fra. Grazie, Biagino. Ti stimo, grazie. Vai. Vai, bella palla, vai Temme. Veloce. Mamma mia, stiamo rompendo cazzo. Vai di Lorenzo, viaggia. Bella per Politano, vai Politano. Indietro per chi è che sta? Manolas. Maximovic, mamma mia, Maximovic sta guaiato. Alessandro Forte, buonasera, che vergogna, mi fanno passare la voglia, sono ufficialmente una squadra, mamma mia, veramente. Ma diamogli tempo, calma, siamo alla 22esimo, la vinciamo sta partita. Lo so che abbiamo piato un gol a fa schifo, che nemmeno in Serie B si pigliano i gol così, vergognosi sul gol. Maximovic era a fare scampagnate, se n'era aiuto. Un gol vergognoso, ma veramente. Quello sì, sono d'accordo. Però siamo fiduciosi. Il Napoli la porta a casa sta partita. E schiattammo a capo. A staghe schiattammo a capo. Marietto Milanista, forza Francia, credici. Un abbraccio, fratello. Ciao Mario, un abbraccio grande. Ci credo sempre. Il Napoli la porta a casa. Gabriel, buonasera. Chi passa secondo te tra Atalanta e Napoli? Partitaccia per noi. Secondo me l'Atalanta è favorita. Io ci devo credere come sempre, però secondo me l'Atalanta è favorita. Bravo Carlo, bisogna crederci sempre, se no che tifosi siamo, veramente. Se si tifa Napoli e siamo a sti colori, devi crederci sempre, pure se stai perdendo 3-0. Hai visto la partita Atalanta-Torino? L'Atalanta vinceva 3-0 dopo 20 minuti. E come è finita la partita? 3-3, 20 minuti. E noi quando stiamo perdendo 1-0 dopo 20 minuti? Ragazzi, possiamo benissimo vincerla sta partita. Ma quando gioca Osimhen? Spero prima possibile. Alessandro Forte, ma Maximovic è una roba indecorosa. Mamma mia, si può guardare 28 milioni. Prince, mai mollare, infatti, Prince. Grande Prince. Ragazzi, passate al canale di Prince, il mio amico interista. Gli mando un abbraccio forte. Michele Cicciotto, cagami francese. Dimmi, Michele. Gabriel con Palombino siamo forti. Mamma mia, Palombino scandaloso. Non so chi, però penso che Maximovic è peggio di Palombino, onestamente. Tutta la vita mi piglierei Palombino al posto di Maximovic. Vedi un po' che ti dico. Perché è proprio Maximovic è proprio scandaloso. Come Traversi? Io non vedo niente. YouTube fra poco segna destro e c'è una. Sì. Pure sinistra segna. Aspetta che chiovo. Alessandro Forte anche la traversa. Ma quando? Mo? Gattuso sta incazzato e Bovatta. Ci sono tutti mo. Attenzione a Zappacosta. Voglio larga. Criscito, attenzione. Si borra. Vai schiattammo a capo. Criscito ancora, palla lunga, pescare destro.
non fa passare, Manolas, Magnatil. Oh, ciao Marco, amico mio, tu lo sai, io tifo Roma. Oggi non è bastata una buonissima Roma perché la panchina ci manca, un po' il vostro stesso problema. Sono d'accordo, Marco. Napoli e Roma negli 11 titolari sono delle belle squadre da vedere giocare, sono forti pure, no? Però come la Lazio, d'altronde. Però manca la panchina, cosa che c'ha attualmente la Juventus, ma ancora di più l'Inter. Oh, ancora! Ancora Pandev, me ne dai a fanculo, me ne dai. Ancora Pandev, un secondo gol, ma ti scassato un cazzo, ma ti scassato. Ma come si fa? Come si fa? Fai segnare un vecchio, un pensionato, fai segnare. Mannaggia la miseria, con tutto che voglio bene, ma come si fa a fare gol, a piangolo la Pandev? Ma che non gioca mai, non gioca, non gioca mai, non gioca. Non gioca mai, non gioca mai, non gioca. Vabbè, segno sempre, ma chi si segna sempre con noi, chi so? Ma sto morto che segna sempre con noi, segna, non segna mai, insegna. Ma. No, se perdiamo pure con Genova, Gattuso, non è cosa tua. Mi dispiace, ma non è cosa tua. Ma come si fa? Ma a parte che sui giocatori che giocano contro l'allenatore, ragazzi, pure questi giocatori qua, mannaggia la miseria, chi se ne può ir, se fa la valigia se ne dai subito. Subito. 27esimo 2-0, stiamo, ma ti rendi conto? Stiamo 2-0 per Genova, stiamo, mamma mia, come stiamo mi sono guaiato, io. Mamma mia, come stiamo misa male, mamma mia, la roba ci a fu non faccio, che si cavo, mamma lo Carmen. Ci facciamo segnare la panda perché non gioca mai, voglio gioca sempre Shomudov ecco e destro, panda per la riserva, la sfacciamo la riserva, perché ci sta pure Scamacca. Gioca contro di noi e ci fa doppietta. Gioca contro di noi e ci fa doppietta. Cosa è il lato Moon? Cosa è il lato Moon? Mamma mia. Ora Rino Gattuso se li mangia. Non mi leggono poco, poi mi leggono poco. Scusate ragazzi, ma non ci sono capo. Diego, facciamo schifo. Sì, Diego, mamma mia, Diego, frate, così. Stiamo facendo proprio pena. Alessandro Forte, bye bye, lo so bene. Vedi che intendo, amico mio, 3 competizioni, 11 giocatori, un massimo 12, infatti, non si va da nessuna parte così. Dopo la partita di L lo cacciano, caccia Gattuso. Ma è a rischio Gattuso, perché non ha nemmeno rinnovato, questo dico, poi vedremo. Deathstroke Napoliello, un abbraccio fratello, un abbraccio Deathstroke, un abbraccio grande. Angelo Nolano, aveva vinto 6-0, sì, buonanotte. Gaetano De Rosa, che scandalo, mamma mia, Gaetano, mamma mia, ma veramente, non si può, ma come si fa, che difesa, voglio nemmeno i provocatori giocano così, nemmeno noi, se andiamo a giocare in difesa noi giochiamo meglio di Manolas e Maximovic, ma stiamo pazziando. Carlo, noi siamo ancora quando ci fermeremo mai, c'è una legge che potrebbe fermare canzone. Sì, vabbè. Pande per stasera facciamo dove andò a Maradona, infatti. No, ragazzi, facciamo scherzi che questi devono retrocedere, mamma mia. Tu lo sai, amico, quanto ti stimo, ma il vero problema non sono Fonseca e Gattuso. Sono i giocatori pure che giocano contro, ti capisco Marco, è quello che dicevo io, se facciamo i giocatori, se non ne voglio, se non hanno io, se non giocano per la maglia, giocano per i soldi ormai, tanto è così. Ma come si fa? Maurizio, i giocatori rimangono e Gattuso ADL comanda, e Gattuso rischia.
Il Genoa non retrocede, retrocede il Cagliari. Stiamo inguaiati, Falcù. Stiamo inguaiati veramente. Gabriele, da quando è arrivato Ballardini, Genoa si è trasformato. Sì, bella squadra, però niente a togliere al Genoa questa partita. Noi, ragazzi, la dovevamo vincere a mani basse, dai, niente a togliere al Genoa, che è una buona squadra, un'ottima squadra, che vuoi, ma non puoi stare dopo 30 minuti 2 gol sotto, ma che facciamo? Solo noi la potevamo perdere questa partita. Bravi loro, ma noi siamo scandalosi. Sicuramente vincete, Alessandro, sicuramente vinciamo. Rino, mi sa che l'assenza di Carli si pesa parecchio. È fondamentale per il Napoli, ha visto? Manolas e Maximovic ha frittato tutte e due. Una volta dal lato di Maximovic, una volta dal lato di Manolas, tutte e due. Ennio Pascale, saluti dalla Svizzera. Ciao Ennio, un saluto a te e la bellissima Svizzera. Grazie per essere passato qui. Alessandro Pironi 3-2 finisce per il Napoli. Speriamo bene, c'è tutto il tempo possibile per vincere questa partita. Però l'atteggiamento non mi convince più di tanto, voglio. Giada, mi si è chiusa una coronale. A me tutto quanto mi sono chiusa. Emilio AC Milan, Gattuso si dimette a fine partita. Speriamo di no, dai, speriamo che vada tutto bene, voglio. Sì. Se ne aiuta. Gattuso sta facendo stessi errori quando era al Milan, però gioca Petagno con Mertens e Osimhen. Sì, abbiamo Osimhen in banchina, non capisco perché non sta giocando. Io lo facevo giocare, non capisco perché sta giocando Petagno a prima punta. Boh. Gattuso ha detto che non si dimetterà mai, quello l'ho sentito anch'io, Rino. Vedremo, poi capito, ogni partita a sé, ogni episodio a sé, capito? Dipende da come va la giornata, come gira anche nella testa dell'allenatore, del presidente. Stasera Pandev sta spaccando, ma veramente, sta facendo la partita della vita contro noi. Carlo Viataggiata che ha ancora le coronare, infatti nel team è più noi. Andrea Rosica, Gattuso sta facendo degli stessi errori, era al Milan, sì. Osimhen 60 milioni, che è scandalo, ma veramente. Ma deve giocare però, non è uno scandalo, perché finché non lo vedi giocare non sai, capito? Perché poi quando ha giocato quelle 5-6 partite ha fatto far gol, no? Ha fatto bene, anche non segnando. Se non lo vedi mai, come fa a giudicare un giocatore? Osimhen non gioca mai praticamente. Richiamare Sarri, aspettiamo ragazzi. Emilio, sì, fosse Amaron, Sarri tutta la vita, però mi dispiacerebbe per Gattuso. Che vergogna sto Napoli, sono delusi. Chi è che non è deluso? Me. Tutti siamo delusi, tutti i tifosi partenopei. Anche delle altre squadre vedono un Napoli così, magari qualcuno è dispiaciuto, qualcuno no, ovviamente, perché la squadra sua magari lotta per quella zona lì e dice bene perché perde il Napoli. Il Milan ci sta rovinando. Lozano è più pericoloso a destra. Sì, sono d'accordo. José, forza Napoli sempre forza Napoli, José. Michele era bello il secondo gol. Ma vabbè. Ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma guarda là, guarda là che cazzo si combina. Mamma mia, Ospina, mamma mia. Scandaloso pure Ospina. Pioli ti piace? Sta facendo bene con il Milan e merita la fiducia da parte del Milan. Sì, mi piace. Che campionato? Ma che vuoi vincere il campionato? Scusami, Tron. Già sai se lottiamo per l'Europa League una volta qua. Perché questo Napoli, cioè, è vero che anche l'Atalanta ha fatto schifo, ma c'è la Lazio, c'è la Roma. La Roma è messa meglio di noi, voglio. Con la Juve ci sta a perdere a Torino, ma noi a perdere col Genova, la Juve è scandalosa, con tutto rispetto per il Genova, che è una squadra che stimo, ma è così. Falcone Luca, il Napoli dovrebbe vendersi Maximovic e dovremmo comprarci un difensore di alto livello. Sono d'accordo, Falcone, perché anche dare fiducia a Rachmani, perché dai, un errore non costa una carriera a un giocatore, lo devi far giocare. Se gioca sempre Maximovic, fai giocare Rachmani. Maximovic fa errore ogni partita, scusa. Shield, ciao Napoliele, ciao Shield. Che sta succedendo a sto Napoli? Squadra lunga e non pressa manco se sanno manco loro.
ma infatti non li vedo pressare, sono lenti, guarda là, non hanno idee di gioco, un cacchio. Il Genoa ci pressa, ci piglia palla e ci mette in difficoltà. Questa è la partita. Pronostici calcio. Ciao raga, ma come fai a fare lo sfondo dietro? C'ho lo screen, voglio. Luca Annuiti, tranquilli, finirà 2-4 per il Napoli. Speriamo, dai, io sono sempre fiducioso, voglio. Marco, amico mio, mi manca la punta. Osimhen deve giocare, quello che dico anch'io. Vai, Petagno, vai, tira chi dà morto, ma non quello difensore. Grenzuga, buonasera, De Laurentiis Pagliaccio, Gattuso merita rispetto, anche secondo me. Maradona, ma che squadra di dilettanti faremo anche così contro l'Atalanta? Il prossimo incontro di Coppa, Italia Gattuso vattene una volta per sempre. Con l'Atalanta così è tosta, se giochiamo così con l'Atalanta andiamo fuori, questo ve lo metto per certo, ma penso lo sapete pure voi. Calcio d'angolo, aspetta, mamma mia, Perina ha pigliato, vai, rimettila dentro subito, fuori gioco. Bravo Napoliello, nessun dislike vuol dire che la gente ti vuol bene e ti rispetta, perché rispetto, sei un ragazzo troppo bravo. Un bacione Demme, grazie mille, grazie a tutti gli utenti che sono in chat, vi ringrazio mille per seguirmi durante questa live, questa partita, grazie ragazzi. Andrea Rosca, il Genoa non prende gol negli ultime 3 partite, hanno una buona difesa. Sì, Ballardini ha dato un equilibrio e una compattezza a sta squadra, perché sta giocando bene, propone un bel calcio, specialmente in fase offensiva, ma anche la fase difensiva si sta tenendo bene. Strootman, che a centrocampo è fondamentale, ha trovato un giocatore importante, no? Con esperienza, perché alla Roma in Champions League, vi ricordate, non c'aveva ovviamente solo Strootman, ma comunque avere un pezzo così non può fare altro che bene al Genoa. Andrea Rosca, il Genoa non prende gol negli ultimi 3 partite, hanno una buona difesa. Ecco, anche questo, sono d'accordo Andrea, perché anche comunque Strootman, oltre che essere un centrocampista forte, fa anche da mediano avanti la difesa, aiuta la fase difensiva del Genoa, oltre che la fase difensiva del Genoa la sta facendo bene, perché se non prendi gol nelle ultime 3 partite questo dice tutto, no? José, anche se tifo Napoli mi viene da piangere che il Napoli sta perdendo, a chi dice José? Giovanni Finciullo, Napoli inguardabile, mamma mia. E sì, mi capisci che siamo una squadra da Serie B quando gioca Koulibaly, quando non gioca Koulibaly, sono d'accordo. Luciano Castellani, Napoli fermerà la Juve. No, quello sono abbastanza fiducioso, però dobbiamo vincere questa partita, perché se non si vince questo e poi vinciamo solo con le gare. Vai Elmas, che sei bello, vai, Lozano sta tagliando. Politano, vai! Ma centrale, mannaggia la miseria, mannaggia. Perché hai tirato? Se viene Politano via, o tira una cannonata, e ci ha tirato in mano, centrale. Lorenzo Rispoli, buonasera, raga, sono argentini, tifo per voi oggi. Grazie Lorenzo, grazie di voi. Forza Napoli sempre. Carlo Gattuso fa giocare Maximovic che giugno va via. Michele, lo screen come? È un pannello verde dietro. Giovanni Frugillo, 2 partite inguardabili con Atalanta e stasera Gattuso via. Se si perde stasera e si perde con l'Atalanta, allora sì che a rischio proprio panchina, quello sì. Allora sì che potrebbe mandarlo via De Laurentiis. Tanto il contratto, vi ripeto, non l'ha firmato, però io aspetterei sempre, perché la partita è ancora lunga e comunque con l'Atalanta è ancora da giocarsi la partita, anche se siamo sfavoriti, perché comunque a Bergamo non è facile. Non guardiamo oggi con il Torino, perché l'Atalanta secondo me era molto con la testa alla Coppa Italia. Gabriele, c'è il Genoa non vince col Napoli dal 2012. E per quello pur sempre doveva vincere, ma proprio stasera però che pallo. Alessandro Forte, ma chi dovrebbe far giocare Rachmani che riesce a fare ancora peggio? Ragazzi, quante partite ha giocato Rachmani? Scusami, come ti chiami? Alessandro, scusami. Quante partite ha giocato? 1, 2. Maximovic gioca sempre. Bisogna dare fiducia ai giocatori. Se il giocatore non si sente in fiducia, è normale che poi quando viene messo in campo fa male, capito? Devi dare fiducia al giocatore, deve giocare con continuità, sennò quando lo vedi che torna ad essere a livelli importanti, come era a Verona, no? Pure lui.
Dottor YouTube, sei un ragazzo buono, sono contento di averti conosciuto. Grazie, dottor YouTube, grazie mille, grazie di cuore. Giovanni Frangiullo, ma che è sto Genoa? Allora è Ballardini, ma dai, siamo il Napoli, via Gattuso e Forza Azzurri, sempre Forza Napoli, al di là del risultato, sempre. Il Napoli si ama sempre, o perde, o vince, o pareggio, o va in Serie C, sempre, sempre. Chi c'è, voglio. Si ama lo stemma, si ama la maglia del Napoli. Rino Nair, Michele Cicciotte, perché azzurro? Perché azzurro è più bello del mondo, il colore più bello del mondo, è la vita mia, è tutte cose. Uffa, che cavolo. Francesco Quacquarelli, da Juventino massima stima. Grazie Francesco, grazie Francesco. Complimenti per la vittoria anche a voi, perché comunque la Juve ha vinto contro una grande squadra che la Roma gioca un bel calcio. Complimenti. Raffaele Sarracino, mi saluti. Ciao Raffaele Sarracino, buonasera e forza Napoli. Raffaele, Extreme, troppi errori da squadra provinciale. Infatti, interista pazzo, Madonna e Genova, mamma mia, veramente. Michele Cicciotto, spiegamelo, dai, poi te lo spiego, te lo dirò tramite WhatsApp. Michele, vabbè, ora devo stare dietro i commenti, ci mette 3 anni. Giarda, ragazzi, su con il like, grazie Gianni. Bacione, grazie, sempre a top. Vai. Cioè, scattiamo a capo, ora segniamo. Primo tempo segniamo. Napoli è sempre nel nostro cuore, sempre, Raffaele, sempre. Alessandro, solo la maglia mercenari indegni via da Napoli, sempre solo la maglia, sempre forza Napoli. Sempre solo la maglia, scudetto Napoli, più bello del mondo, vai. Napoli capitale. Vai Zelischi, vai Zelu. Bella, Politano, ragazzi, vai. Provaci. Vai, tira. Mamma mia, ingoppato. No, però provaci, bravo Mario Rui. Così, vabbè. Tirati in bordo, bravo. Giuseppe Zerato, che succede? Che è successo? Che abbiamo piato di quello dall'ex giocatore, da Borano, non mi da Pelato, da chi che non sa, chi che è stato seduto in banchina dalla prima giornata fino ad oggi ci fa doppietta. Ci fa doppietta Pandev, te ne 70 anni. Ma dai, voglio. Io capisco, cioè, c'ho sempre un debole per Pandev, ma pure tu, Pandev, ma proprio contro noi segna. Capisco che teniamo una difesa in merda, ma buttalla fuori. A parte scherzi, i giocatori sono professionisti, devono giocare per la propria squadra, è così. Voglio, teniamo una difesa scandalosa, come fa? Pippo Miauto, buonasera, un grande Napoli, speriamo quest'anno di vincere lo scudetto. Che scudetto, Pippo? Dai, basta pianto per culo. Alessandro, Pandev non segna dall'anticristo, infatti. Mannaggia miseria, che se mi fanno chiagno queste cose, poi non ce la faccio più. Sei prato scudetto, sì, cartone. Mannaggia miseria. Vai Napoli, vai. Polita. Giovanni Frigiullo, saluti di Cristina, forza Napoli e cacciamo a Gattuso. Ciao Giovanni, forza Napoli sempre. Un abbraccio. Stefano Mezzosangue, forza Catania e forza Napoli. Stefano, un abbraccio a te e tutta Catania. Speriamo di rivedervi presto in A per abbracciarsi insieme. Scudetto l'Inter di cartone. Armando Bertini ce l'avrà Pandev quarantina d'anni, pure 50. No, ce l'ha. Vicino penso ci sarà, a parte scherzi, vicino ci sarà. Come si fa? Ci segna pure Pandev. Ormai ci segnano tutti a noi. Ci segna Giasi del Spezia, ci segna Pandev, Pobega ci segna, un frate brutto e Pogba. Ce le avrà. Sono interista, ma credo nella rimonta del Napoli. Anch'io ci credo sempre, perché bisogna sempre crederci. Però che cazzo. Paolo Modugno, bisogna assolutamente arrivare nelle prime 4 squadre. Crederci non costa nulla, perché comunque siamo lì, a 3 punti. A Roma ha perso oggi, siamo a 2 punti. Quando è? A 3 punti, 2 punti, insomma, siamo lì.
Però se giochiamo così non ci vai, se tu giochi così non vai da nessuna parte, bello mio, è che è lo casino. Bisogna fare qualcosa, bisogna fare. Ma Grecca, pure il computer si è imballato, ha segnato Panda e pure il computer si sciamolisce. Tutti i tifosi, a prescindere dalla fede calcistica, vogliono vedere Osimhen, non oso immaginare voi, come voi sentite vederlo in panchina. 70 milioni posati in panchina, rosica, te roto proprio fegato. Anch'io voglio vedere in campo nel secondo tempo, ma non gli ultimi 10 minuti. Questa è una cosa che mi fa in breve Gattuso, che quando inserisci un giocatore, quando fai i cambi, li metto negli ultimi 10 minuti. Che stiamo fa incazzare di Gattuso? Cazzo, un giocatore deve avere più tempo per entrare in partita, non 10 minuti. Che ci fai 10 minuti? Non ci mangia nemmeno 10 minuti. Questo. Io lo farei giocare dal secondo tempo, tutto il secondo tempo. Fuori Petagna, dentro Osimhen. José, forza Napoli 6, sempre e comunque, al di là del risultato. Giovanni Capello, buonasera. È stato facile vincere 6-0 contro 25 ammalati di Covid. Ora si stanno rifacendo, capito? Dopo quella partita. Iscritto al canale anche se sono juventino. Grazie mille Giuseppe, grazie di cuore. SF, l'Inter vincerà. Tanto porterò pure i video sulla Juve, su tutte le squadre li porto. Mister Lequozza, puntare sulla Coppa Italia. L'Atalanta oggi ha dimostrato di essere fattibile. L'Atalanta, perché noi come stiamo giocando oggi? L'Atalanta ha dimostrato di essere fattibile, ma anche noi non stiamo dimostrando da meno. Cioè non pensiamo a quello che ha fatto l'Atalanta, è questo. Quello lo devi pensare, devi prima pensare a se tu non vinci, a cosa serve che l'Atalanta non vince? Se tu non vinci, tu devi vincere a prescindere dalle altre squadre che fanno, perché se tu non fai punti resti sempre là, anzi le squadre sotto vincono e ti vanno a coppa, ti vanno sopra, hai capito? Le squadre sotto ti vincono e ti vanno sopra. Ma perché Mario Rui si ostina a tirare? Vabbè, da una parte ha fatto bene, non tira nessuno, non tira. Speriamo in una finale Coppa Italia Juve-Napoli, sarebbe bellissimo, ancora una volta, Giuseppe. Alessandro Forte, la Coppa Italia non si può salvare un campionato, deludente che siamo in questo. Sì. La Coppa Italia non può salvarti un campionato, deludente che sia chiaro. Sì, lo so. Cioè stiamo facendo un campionato scadente. È una Coppa Italia, non ti può salvare il campionato. L'obiettivo deve essere la Champions. Il Napoli ha speso tanti soldi partendo da Osimhen e se non entra fra le prime 4, ragazzi, per me è un fallimento. Se non entri tra le prime 4 è un fallimento. Sei obbligato a vincere l'Europa League a quel punto. Ma se giochiamo così, leviamocelo dalla testa. Già è tanto se arriviamo in zona Europa League, se giochiamo così. Ha segnato nonno Pandev, infatti io ve l'ho detto, chi è morto e le facciamo resuscitare noi i giocatori. Questo si è fatta la panchina da inizio anno che fa la panchina, perché gioca Scamacca, Shomodov come si chiama, aiutatemi, e poi chi è quell'altro destro? Pandev ha giocato oggi contro una ha fatto gol, doppietta, nemmeno doppietta, mamma mia, ma tu se gli vai a giocare 10 anni con la Pandev piavi miliardi, dovete giocare contro la Juve, mamma mia. Stasera Perin para tutto, sì, ma non ci possiamo attaccare solo a quello che fa Perin. Mamma mia, mamma Carmen. Forza Cagliari, speriamo di salvarci quest'anno. E Cagliari si salva, Pippo. Ha la qualità, il giocatore ha una rosa ampia e secondo me si salva. Giovanni, saluti da 219 di Cristina, Forza Napoli, sempre torneremo ai tempi del benzinaio Sarri. Un saluto Giovanni, è sempre Forza Napoli. Crediamoci sempre, la partita non è finita, anche se questo Napoli non mi sta entusiasmando, anche se Perin ha fatto delle ottime parate, ma dobbiamo essere più cattivi e più decisivi. Il Genova ha fatto poco rispetto a noi, ma è riuscito ad andare in vantaggio su 2-0, 2 reti scandalose della difesa nostra, scandalose. SF, dovete giocare con la Juventus? Una volta. È che Steam Gattuso non sta facendo giocare Osimhen per paura che vinciamo.
Osimhen in panchina, no, che cacchio secondo te Gattuso lascia Osimhen per paura che vinciamo in panchina? No, che cacchio dici? Extreme, è sbagliato questo. Secondo me lo farà entrare, non ora, ma lo farà entrare. Napoli, te l'aspetti un primo tempo così? No, non me l'aspettavo, essere onesto. Mi aspettavo tutta un'altra partita. Io ho giocato, non dico che ho giocato, però mi aspettavo tutta un'altra partita. Penso che avete capito. Davide Capozzi, buonasera. Il problema secondo me è proprio il livello tecnico di certi esseri in campo. Secondo me Gattuso, Spalletti o Mazzari poco cambierebbe. Davide, è quello che penso io, perché tanti giocatori giocano contro l'allenatore. Se non hanno voglia, non hanno volontà sui giocatori che se ne hanno io, non l'allenatore. Fabio Luna, vabbè, godi, fai bene, che devo. Alessandro, anch'io godevo per la Juve, fai bene. Ci meritiamo questo, per questo momento. Alessandro Meloni, la Roma arriva sotto di voi, tranquillo. Alessandro, io le mani sul fuoco non ce le metto. Mi auguro di sì, però non è che giochiamo meglio della Roma noi, Andrea Arena, godo. Vabbè. José, forza Napoli sempre. Sempre forza Napoli, Giada, sempre. Misi, vergogna veramente. Bottino Dario, forza Genere, forza Napoli, su. Sì, sempre, per me sono sempre un gemellaggio, anche se stasera voglio mi state facendo a stemmà, quando faccio post partita Rob, vedi, scasso tutte cose, ma aiuto, mamma rugammi, che si chiamano, mi stanno facendo un fake da mare, mi stanno facendo. Carlo, Osimhen non è il salvatore della patria, purtroppo abbiamo tanti problemi, non penso che Osimhen potrà risolverli da solo, infatti, però vederlo in campo è già qualcosa, secondo me, capito? Avere una vera punta in campo, Petagna è una punta, sì, però una punta dove ti appoggi, non è uno che a velocità salta l'uomo, Osimhen ti dà più profondità, è uno che salta l'uomo, capito? Ti allarghi spazi agli altri giocatori perché poi vanno su di lui, gli possono commettere un fallo, un rosso, capito? Perché con la velocità può mettere in crisi la difesa del Genoa, cosa che non stiamo riuscendo a fare con Petagna, capito? Carlo, è importante Osimhen metterlo in campo. Ora è anche fresco, sta in banchina, lo metti tutto il secondo tempo, lo metterei dall'inizio secondo tempo, secondo me potrebbe fare la differenza invece. Alfonso, ma Mario Rui, ne vogliamo parlare, mamma mia. Niente da fa. Mica Mazz, forza che il Napoli è una buona squadra, sì, quello sono d'accordo. Alfonso Manolas inguardabile, sì. Matteo Fragnito, buonasera, levatemi Maximovic di mezzo ai piedi, mamma mia, sì. Sant'Aloa Maximovic, Sant'Aloa io rischierei, ragazzi, perché non posso vedere a Maximovic, rischierei anche di mettere Rachmani, ve lo dico proprio. Rachmani è come si chiama, ma soprattutto Osimhen devi mettere in questa partita. Osimhen, poi chi c'è in banchina? Vabbè, Bakayoko no, perché dormo proprio all'erto, Bakayoko non lo voglio. Osimhen, perché Mertens non ce l'abbiamo. Dobbiamo provare a mettere Osimhen dentro. L'unica cosa è lui, per cercare di riprendere la partita, perché lui ti dà profondità, la velocità, salta lungo e ti segna i gol. In questo momento ci vuole uno fresco con la velocità, Osimhen. Insigne non ce l'hai, mi sembra anche Insigne in banchina se non sbaglio, era squalificato, scusatemi ragazzi perché sto capendo che mi stanno facendo a scipazzi. Mario, buonasera, facciamo ridere troppo a tutti, facili per il portiere, sì, mamma mia. Mario, lascia stare, va. Il Genoa 2 tiri 2 gol, ma veramente, cioè noi tiriamo in porta, ma non con la cazzimma, ci facciamo i passaggini a Perin, qualche tiro angolato l'abbiamo fatto, ma voglio la cazzimma là, c'è la potenza, un bello tiro, che cacchio, una castagna, tutto pure a Perin in da porta. Luigi, aspetta, scusate, per diretta Instagram, il Genoa è anche 3 volte più in forma, quello è vero, il Genoa viene da risultati positivi, il Napoli fa alto e basso, ormai il nostro Napoli la continuità nemmeno sa che cos'è, dai tempi di Sarri, continuità non ce l'abbiamo più, ragazzi. Luigi, la Lazio si voleva prendere Maximo, spero di no. No, alla fine avete preso Musacchio, sicché non penso che è andato a prendere più Maximovic. Davide Capozzi, almeno con la difesa a 3 non avevamo preso gol. Quello è vero, però no.
Però siamo scandalosi anche con la difesa a 3, Davide. Io ho visto delle cose imbarazzanti contro lo Spezia. Aspetta, contro l'ultima partita con chi abbiamo giocato. Comunque avevo visto delle cose imbarazzanti. Voglio. Ciao Roberto, io metterei Rachmani peggio di così. Anch'io lo proverei. Adesso Napoliere mi dispiace tanto, non pensavo in una partita storta. A questo punto, a mio avviso, se dovesse stare così le cose, è finito il ciclo Gattuso. Ci sta, adesso ci sta. Ciao Stefano, amico mio, il Genoa sembra essere diventato un'altra squadra pazzesca. Sì, si è trasformato. Ballardini gli ha ridato quella combattezza, quell'equilibrio, quella sostanza anche a centrocampo con gli innesti di Strootman è diventata un'altra squadra, ma in difesa che non subiscono gol. Tanta roba, voglio. Anche con un portiere come Perin che non dimentichiamoci che viene anche dalla Juventus, ha giocato anche con la Juve, anche se è poco. Alessandro Forte, tolleranza zero, sono da prenderli a bastoni, quello sì, quello è certo. Mica Mazza ci ha fatto il Torino con l'Atalanta che è una buona squadra, speriamo che c'è. Infatti l'Atalanta vinceva in 20 minuti 3-0, 3-3, però cioè, l'Atalanta con la testa non c'era, il Genoa c'è con la testa stasera, e quella è l'unica cosa che mi fa pensare in negativo, solo sta cosa qui, perché il Genoa sta giocando con la testa concentrata. Il Napoli non c'è proprio con sta capo. Non lo so, ma i giocatori ce l'hanno con Gattuso, vogliono esonerare Gattuso. Se lo dicono fanno prima, no? A posto di giocare così a merda, si scema, perché la maglia del Napoli si onora, si suda, non che giocate a merda. Aldo De Luca, con l'Atalanta dicevate che contava il risultato, nascondendo i problemi e che questo Napoli doveva giocare così, ma vi rendete conto che qui c'è il nulla? Sì, ma veramente siamo scandalosi ragazzi, siamo veramente inguardabili. Fanciulla in banchina Insigne. Allora che Insigne e Osimhen, mettili in campo, tutte e due, subito, dal primo minuto del secondo tempo, subito. Fuori Politano, Insigne e Osimhen. Lozani, Insigne e Osimhen. Ecco qui, t'ha gitto tutte cose. Mario Rui out, che io povero più, sia Mario Rui che Isai, tutte e due fuori, veramente, tutte e due out. Roberto Ciambelli, ma che io posso Mario Rui, hai ragione, ma Roberto, se vai tu capaciuco meglio giochi. Emanuela Annunziata, da napoletani il Napoli sta facendo schifo, difesa penosa. Sì, è vero, Emanuele, fratello, è vero, fratello, è così, stiamo facendo schifo veramente. Poi speriamo di sto secondo tempo di rimetterci in gara, facendo i cambi giusti anche Gattuso, che l'ha spronati un po' quando erano all'intervallo, e magari entriamo con un'altra consapevolezza di prendere il risultato e di ribaltarla sta partita. Perché tutto è possibile, avete visto la partita Atalanta-Torino, è sempre possibile, nel calcio è sempre tutto possibile. Ma vi ricordate anche la rimonta con la Lazio? 3-2, 4-3 mi sembra, quando c'era Cavani e Lucarelli in avanti. Mamma mia, quella rimonta era stata pazzesca del Napoli. Oggi Peppone Azzurra farà lo sfogo più epico di sempre. Ma pure i Mangazzi dire pure io oggi, se Cornander, non voglio dire niente. Forza Napoli sempre, io se Tunas Day, secondo te cambi all'inizio del secondo tempo? Io spero di sì, ho visto Osimhen che si sta scaldando, speriamo di sì, Tunes. Esposito, Manolas, Mario Rui e Gattuso a casa, mamma mia. Clan, da Juventino vi dico che avete una rosa troppo ridotta per giocare incontri così ravvicinati. Sì, la panchina non mi soddisfa a me. Cioè, ma vi rendete conto? Abbiamo preso Bakayoko che per riscattarlo 30 milioni e cammina in campo, ma come si fa? Poi c'hai Isai, c'hai Mario Rui, mamma mia, lo bot che ha 20 milioni, pure Giuntoli se ne deve andare, è Giuntoli che se ne ha dai, che vi ricordate quando avevamo Bigon e Marino, facevano degli di acquisti, ragazzi, degli dio d'acquisti, ma spettacolare, Ravezzi, Cavani, Higuain con Bigon, è venuto Giuntoli, fa più danni, ci porta lo bot, ma che cazzo ce n'hanno a fare questi giocatori? Ma che ce n'hanno a fare? Ci ha ridotto alla polvere, ci ha ridotto.
E noi ci abbiamo più responsabilità, noi ce la prendiamo con Gattuso. Sì, Gattuso ha sbagliato l'acquisto di Bakayoko, quello ha sbagliato. Però per il resto ha fatto tutto Mister Giuntoli là. O Giuntoli Ruca, non è buono a niente, voglio, non mi piace proprio. Non per niente faceva il dirigente sportivo del Carpi. Fabio Caraboni, buonasera Napolielli. Il Napoli aveva iniziato bene e non è stato fortunato. Poi il solito infortunio le partite è cambiato, ma l'atteggiamento era quello giusto, dai. Sì, ma dobbiamo essere più cattivi, Fabio. Ci ha fatto quello Pandev, dai. Simone Meo sta dormendo il Napoli, infatti. Non c'è mentalità, si dorme, non c'è cattiveria, non c'è quella voglia di aggredire, di andare a cacazzimma da segnare, entra dentro l'area, oppure la tira fuori dei castagni e fa male. Cioè passeggiamo sempre con pallone, piano, poi quell'altro fa due dribbling, ripassa a tre, sempre la stessa cosa, sempre lo stesso giochino prima. Mica, secondo me Gattuso sgrida così tanto i calciatori che alla fine come l'Inter nel derby dell'anno scorso, speriamo. E li deve far spronare un po', voglio, perché sembra un man. Amandani, forza Napoli, però il Napoli sta giocando male, lo so, sempre forza Napoli. Auguro al Napoli di ribaltarla, grazie amico mio, grazie Stefano. Davide Capozzi, nel primo tempo il nostro tiro più pericoloso è stata una traversa di Petagna, sì, poi poco, quei tiri da fuori area, ma hanno fatto solletica a Perin. Roberto Ciambelli, wow, che partita, veramente. Il Napoli sta dormendo veramente, infatti. Comunque 3 gol si possono fare. Sì, Rino, ci dobbiamo credere. Giada, ci abbiamo credere. Fiumi di birra per raggiungere un Napoli. Giovanni Franciullo, chi non ha ancora la maglia del Napoli, vi salvano che il Covid... che sta dicendo? Gennaro Esposito, Gattuso out. Aspettiamo, ragazzi, per questa cosa. Ishida non sa gestire niente nella fase di difesa senza KK. Koulibaly è troppo fondamentale per la difesa, voglio per la nostra difesa. Troppo. Abbiamo preso un gol dalla parte di Manolas e un gol dalla parte di Maximovic. Tutti e due hanno fatto male, non solo Maximovic, pure Manolas. Alessandro Forte, Mario Rui fa più danni della grandine. Mamma Rugar, voglio, mamma Rugar. Facciamoci una risata per non chiamare, perché voglio mi sto ottenendo veramente tutta Ind. Rosario Testa, 13 tiri, 2 loro e stanno vincendo 2-0. Ricorda la partita con lo Spezia. Giada, io non bevo, ma stasera finisce male, infatti. Davide Capozzi, Biconna e Marina, Offer e Fidelef, tutti... Mamma mia, tutto merda. José, forza Napoli. Secondo me il Napoli gli manca tanto Koulibaly, Osimhen, Mertens e Insigne. Troppo, ma devono giocare Insigne e Osimhen. Oggi è cominciato il secondo tempo, ragazzi. È cominciato il secondo tempo. Ciao Michele, ciao. Mettiamoci un stemma acá. Quanto è bello stemmere un Napoli, voglio. O più bello Rumu. Dai Napoli, siamo al 47esimo, 2-0 per il Genoa, doppietta di Goran Pandev, purtroppo al 10° e al 27esimo. Forza Napoli, voglio ci scattiamo a capo. Aspetta. Forse se perde via Gattuso, dice Simone. Perin, lancio lungo a centrocampo, lo prende il Genoa perché anticipa chi è? Politano ancora. Ma buttalo fuori a Politano, mette Insigne, bravo Zelischi, recupera palla. Elmas, pallone per Temme, Lozano, vai Ciuchi, vai, ma vicino, mannaggia, ma che fa tutto Ciuchi, qualcuno vicino no, ci va chi ci va. Vai, pressalo, bravo, mamma mia. Rafa è De Laurentiis il suo problema, anche lui, sì. Gennaro Ruggero Ceni al Napoli, solo quello che ormai è lo stemma è il più bello del mondo, voglio. Abbiamo lo stemma più bello del mondo, mi dispiace, azzurro come un cielo, come un mare, è troppo bello, voglio. Io sono innamorato, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò, oh. Ma mi manca lo stadio, mi mancano i miei fratelli partenopei, mi manca tutto questo. Bisogna mettere subito dentro Osimhen. Sì, Rino, subito.
Salvatore Del Prete, il problema è il VAT. 0 c'è 50 Giuntoli, ha fatto acquisti per andare a cogliere le patate. Lo bot che voglio 20 milioni. Bagaglio cosa lo riscatta 30 milioni su 50 milioni fra bagaglio quello bot. Se riscatta bagaglio cosa strunze, non ci hanno capito niente la società se riscatta bagaglio. Ragazzi, mi dispiace, c'è gente che pensa che è un campione, ma se pensa che è un campione secondo me non ci ha capito niente, perché bagaglio se il Milan l'ha dato via oppure il Monaco l'hanno dato via c'è qualcosa, non è un campione, un giocatore che viene mandato via da due società così, dai. E poi cammina in mezzo al campo, vai il Maz, mannaggia la miseria, non ci resta che piangere, Angiolino, rimane solo la maglia, sempre e solo la maglia, i giocatori vengono e vanno. Abbiamo visto passare campioni con la nostra maglia, Lavezzi, Cavani, Higuain, specialmente Marek Hamsik, il nostro capitano, che io l'ho sempre amato, che giocatore Marek. Che giocatore Marek. Ma invece un bagaglio non è un campione, bravo, infatti la città è più bella del mondo, Napoli, voglio. Napoli come si bella che luce appicciata, sia vita mia. Il Napoli stasera non perde, credimi. Speriamo. Vai. Passa la Maroru. Bella, Zeli. Vai. Credimi, ci voglio schiattarmi la capa, capisci? Ci credere, voglio. Angiolino Mare Chiaro, Hamsik, io lo amo, è il giocatore mio preferito del Napoli. Ci sono cresciuto con Marek. Io infatti sono dell'87, per quello mi chiamo Napoli l'87. E poi nell'87 il Napoli ha vinto il primo scudetto con Diego Armando Maradona, il giocatore più forte al mondo, perché come Maradona non ce n'è nessuno. È inutile che mi dite Ronaldo, Messi, Maradona è inimitabile. Vai Zelu. Vai Zelischi. È chiaro che Napoli città non si discute. Facimi schifo, lui, mamma mia. Vai, Demme. Vai, Zelischi. Vai, mannaggia la miseria. Ma un tiro cross, che era kill. Emanuele Chiuri, Napoli 1000 colori. Bello. Napoli 1000 colori. Napoli 1000 paura, Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa. Ecco Osimhen, ragazzi, 52esimo minuto, Victor Osimhen. Vai Osimhen, scattiamo a capo, tra su tu e fai doppietto. Malati separati. Ciao Malati, buonasera Marco. Buonasera Marco. Ira a Raj, Momo mangia la pizza. Hanno mangiato già di pizza, ma chi se mi fanno incazzare? Ragazzi, un secondo, che già in do bagno, un secondo. Eccomi qui ragazzi, eccomi qui. Sono andato in bagno veloce. Difesa mostruosa. Marco da Napoli.
Rafta, vedi la Juve ha giocato una chiapoca, cara Roma, con poche occasioni create, ha fatto 2 gol, questi ci manca più concentrati sotto porta. Infatti la Juve, anche se non fa un bel gioco, perché la Juve non gioca bene, ragazzi, la Roma ha giocato meglio della Juve, ma la Juventus sono più concreti, sono bravi a trovare la porta, avendo giocatori come Ronaldo, come Chiesa, che sanno segnare. Capite? Sono giocatori che la sanno buttare dentro, anche se il secondo gol della Juve è stato fortunoso, fortuito, fortunoso, come si dice. Insomma, l'ha buttata dentro i Bagnets, ha fatto un'autorete. Cioè, tu sei su, piccolo spazio pubblicità. Era andato in bagno, ragazzi. Gennaro Gattuso esonero, no, dai. Mamma mia. Vai Demme, dai, che manca mezz'ora, mannaggia la miseria. È entrato pure Osimhen. Vai insieme, pure Insigne, vai Lorenzo. Vai Demme, vai, Magnatil, Demme, oh è nostro. Rimessa per il Genova in fase difensiva. Zappacosta, che bellezza sfigata. Mamma mia. Raffa, però che gli ha dato Quadrato, noi stiamo con Mario Rui. Quadrato è tutta una giocatura, voglio. Tutto un altro giocatore. Che fa? Ora Onorato, Gattuso è un ottimo allenatore, siete voi che siete un... Ora non da allargare Mauro, si fa... Ma che recca che fa sta luce? Perché va qua? Calcio d'angolo, vai giù. Sul piso poteva allenare. Vai. Insigne. Vai Lorenzi. Mettilo a mezzo Osimhen. Voglio con le Osimhen. Siamo al 56esimo, 2-0 per il Gen. Ma mannaggia, ma la puttana in questa palla, vai giù. Vai. Vai, gol. Voglio gol. Vai Insigne. Politano, mannaggia miseromo, pallone non potrà sì nemmeno. È vero che ci hanno fatto tutti i tiri che si qua, noi si tira ma non agarriamo nemmeno la porta, mannaggia miseria, ma che è? Guarda là guarda quando è andato, raga, mamma mia. Ma tu sei sonero ancora, vai giù, dai. Siamoci calmi, raga. Diamo fiducia all'allenatore, non è colpa mica dell'allenatore. Vai Maximovic. È ovvio che Sarri mi piace di più, è ovvio che Sarri dava più qualità al gioco, ma aveva anche altri giocatori, devi vedere anche quello. Cioè avevamo un Hamsik, un Jorginho, un Allan, Albiol, era totalmente un'altra squadra quella, era 10.000 volte più forte di questa qui. Johnny Gattuso sta facendo bene. Il Napoli è da quinto posto. Sì, non ha una rosa fortissima, purtroppo. C'è la panchina è deludente, scadente Lobot, Bakayoko, non sono due riserve all'altezza a centrocampo. Poi c'è Petagna,
Osimhen non è un campione perché si deve mettere ancora in mostra per farsi vedere, cioè, capito? Devi vedere anche a disposizione la panchina che hai. Loro, poi c'è Maximovic che vedete le partite che vi fa. Clan, se esonerato Gattuso vi rovina ancora di più la stagione. La paura c'è. Gianluca decima già e basta uno. Pandev sta facendo la partita della vita oggi, vai giù, oh. Mamma mia, mamma mia. Marco, quel Napoli è finito, se tu compri Dem paga Yoko Petagna, così ti vuoi aspettare, cosa ti vuoi aspettare? Sono d'accordo su questo, il mercato è stato fatto un mercato non all'altezza delle aspettative, ragazzi, non all'altezza. Dove andava con Bakayoko, questi qui che ha citato Marco, Lobotka, Emanuele Chiuri, è questione di soldi, se esonerano Gattuso comunque continuiamo a pagarlo e pagherebbero anche il sostituto di Gattuso, deve essere Gattuso a lasciare la panchina, sì, a dimettersi, quello è vero. Per quello cosa De Laurentiis non le esonera durante il campionato, ma lui già cioè lo terrebbe fino a fine campionato e poi lo esonera, buonanotte, lo esonera. Però ci sta che Gattuso, se fa ancora risultati negativi, si dimette da solo, perché conoscendo Gattuso ha detto che non lo fa, però se continua su questo passo lo potrebbe fare. Ora non penso oggi, non penso oggi. Gattuso via, arriva San Gennaro. Dio Zlatan, ti aspetto questo Bakayoko quest'anno, ti aspettavo questo. Che fai Bakayoko? Forza Napoli sempre, secondo me il Genoa ti sta recuperando la scorsa partita. Gennaro Esposito, Ruggero Ceni al Napoli. Ruggero, bello questo. Non capisco che c'erano Osimhen e Insigne in panchina. Dovevano giocare Insigne e Osimhen, secondo me. La difesa, se anche manca con Koulibaly, mancherà anche con Occhio. Dai, su, manca mezz'ora, su. Vai, vai. Magari 2. Ti aspetti quando questo Bakayoko quest'anno, scusami la grammatica. Vittorio Vergiano, ciao Vittorio, buonasera. Io sul mercato? No, non me l'aspettavo Bakayoko. Antonella Pecorino, ciao Antonella. Johnny, esonerano Gattuso per creare un alibi, il fallimento è nel mercato. Anche secondo me il fallimento è nel mercato. Abbiamo fatto un mercato non all'altezza degli obiettivi che aveva, che aveva il Napoli. Il Napoli aveva come obiettivo il quarto posto e questo mercato qui a dove questo mi sembra un mercato da domenica, che va a cattare frutta, che va a cattare mangiare, che mercato calcistico. Johnny, vai! Mamma mia, poi ci mangiamo pure i gol, Osimhen. Avete all'anno a centrocampo che era forte e non si sa come mai si è perso a Napoli. Non aveva più stimoli, voleva andare via. Mauro Onorato, Napoli siete una squadra? Zlatan, per me Bakayoko quest'anno è molto deludente rispetto a 2 anni fa. Sì, ragazzi, ma cammina, ma si vede che non è un giocatore, dai. Non è un giocatore almeno per stare in una big, secondo me. Un giocatore che può giocare nelle squadre di media classifica, potrebbe giocare nel Torino, secondo me, con tutto il rispetto per il Toro, potrebbe giocare nel Bologna, Sassuolo, queste squadre qui. Anche nel Sassuolo farebbe fatica, secondo me, perché Locatelli è meglio, e anche quell'altro, Obiang più o meno, Obiang è come Bakayoko, più o meno, ma Locatelli, ecco, a Napoli mi piacerebbe un Locatelli a centrocampo, vicino a Dem.
Oggi il Napoli non si doveva presentare, troppo contagi, dobbiamo essere sempre... Ma vabbè, aiuto e basta. Clan, voi vi siete rovinati prendendo Ancelotti che aveva ambizione troppo alte. L'ha scelto il presidente Ancelotti. Vai al Mas, vai Mario Rui. Ma che è questo? Vai, vai! Mannaggia, ma il Genova non fa passare un pallone, no. Mamma mia. Sto facendo la partita della vita oggi. Anche Strottman ci è scassato, Strottman. Ci è scassato veramente, ci è scassato. Oh, vai. Zlatan, Ammaric. Quando sono? Ammaric. Quando sono? Siamo 2-0 per il Genoa. Doppietta di Pander. Zlatan Bakayoko è più un centrale da 3 che un centrocampista con 2. Ma quando giochiamo con il 3-4-3 fa fatica. Gioca bene con il 4-3-3 Bakayoko. Ok. Clan, a Napoli ci vuole uno come Gasperini che sanno valorizzare le rose. Infatti Sarri è più o meno così. Oppure un De Zerbi. Oppure un Juric, che anche Juric ne capisce. Secondo me è un bel allenatore. Secondo te i giocatori giocano contro l'allenatore? Ci può stare qualcuno? Sì, ci può stare. Se no non saprei. Voglio. Oh, ma guarda là, e pigliano tutto loro. Oh, mannaggia miseria, mannaggia. Anche se era centrale quel tiro lì. Mauret, iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, non vi fate sponsorizzazioni nel canale. Io vado a Napoli, dolce notte. Ah, per dormire già da buonanotte, già di un bacione, buonanotte. Grazie mille sempre per essere presenti. Attenzione. Oh. Ah, sì, Boro, guarda là, guarda là. Guarda là come ci fanno fissa. Oh, punizione però qua, su Dem, oh. Notte già. Dai, Napoli. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, rimontare sta partita. Ma se canti mamma così, buonanotte maronna mia. Già facciamo nemmeno per l'anno prossimo. Il sono curioso cantante, mamma roga. Ma è bella la voce di un ritorno di Benitez. Ho sentito questa voce, Zlatan. Io Benitez lo vedrei bene come dirigente, visto che ha portato giocatori come Higuain, Koulibaly, Callejon, Albiol, giocatori che conoscono bene l'Europa, no? Giocatori che hanno giocato in Champions, Europa League, sono giocatori con tanta esperienza, ti portano tanto al Napoli. Ci servono questi giocatori qui al Napoli, che mancano da un po'. Dovremmo prendere questi giocatori qui e vendere praticamente, cioè levarci un allenatore così, mettere Benitez come dirigente e prendere un allenatore valido, giovane ma forte come De Zerbi mi piacerebbe, o anche come Juric. Però al momento diamo fiducia sempre a Gattuso, ragazzi. Deve avere fiducia questo allenatore. Cioè, si sbagliano le partite come si vincono, ragazzi. Quando fa 3-4 sconfitte di fila, allora lì si comincia a criticare l'allenatore, ma non che ne fa una, poi vince. Ci vuole tempo, bisogna vedere con i risultati. Strada facendo vediamo. Lo so, non è facile, ma chi ci mette al posto suo ora? Intanto saluto Nepolis 1926. Ciao Nepolis, buonasera. Grazie Fra per essere qui. Buonasera Nepolis. Riccardo Ibagnez Manolassi infortunato. Sabato c'è Napoli-Juve, lo so. Dici che ci presentiamo, ma ci presentiamo sì, perché non ci hanno presentato, scusa. Ma che è si cavolato,
Marco Piero, manco ci segnate, nemmeno un gol segnato. Clan non si può vedere un attaccante come Petagna in una piazza come Napoli. Abbiamo preso un attaccante di una squadra che ha retrocesso, la SPAL. Con tutto che voglio bene a Petagna, ma non è un attaccante da Napoli, dai. C'è chi che dice un grande attaccante, ma dove? Dai, ragazzi, non è scarso, un buon attaccante, ma non è un attaccante da giocare in una big. Non si può vedere, l'ho letto. Francesco De Ioso, buonasera. Sarri sarebbe buono. Chi è che non vorrebbe Sarri, ragazzi? Chi è che non lo vuole? Capisco, voi dite i tradimenti e quello e quell'altro, ma a me che me ne frega dei tradimenti. Io lo prenderei per il bene del Napoli, ragazzi, perché io prima di tutto penso al Napoli. Se il Napoli deve vincere con Sarri, che me ne fotte che ci sta Sarri un po' la panchina. L'importante è che il Napoli vince, no? Clan, comunque anche se sono juventino ti lascio l'iscrizione. Grazie Clan, grazie mille ragazzi. Continuate a condividere la live, lasciate un bel like così mi fate il favore, così se condividete la live con i vostri amici abbiamo più persone e mi farebbe molto piacere. Vi ringrazio veramente tanto. Petagna grande attaccante, lo dice Valerio da New York. Mamma mia, io non sono d'accordo. Vai, mamma mia, Demme, ma vi rendete conto? Stava per fare gol Demme. È questo il giocatore che ci mette la qualità. È questo il giocatore che ci mette la qualità al centrocampo del Napoli. Meno male che eravate una delle 3 favorite per lo scudetto. Ragazzi, levatevi Upina a Miez, perché lo scudetto non ne voglio nemmeno parlare, perché il Napoli non è all'altezza. Non è all'altezza. Troppe partite perse, discontinua. Dove andiamo? Saluti dalla Sardegna, saluti Bomber, saluti a te la bellissima Cagliari. Cristian, vincete una partita 5-0 e poi montate per prendere schiaffi ovunque. Questo è il Napoli, e questo è il Napoli. Il Napoli vince le partite 4-0, 5-0, poi becca una partita e piglia 2-0 tu Genoa. Sì, ma così voglio, non abbiamo continuità, ci manca quella cosa lì, ci manca la cazzimia, ci mancano i risultati, una personale dove, cioè, io preferisco vincere 2 partite 2-0 che vincere una partita 4-0 e poi perdere. Neapolis, Sarri va valutato come allenatore, non come uomo. Infatti, sono d'accordo, sono d'accordo. Va valutato come allenatore, e come allenatore è stato quello che ha dato di più al Napoli, quello che ha fatto crescere i giocatori a Napoli. Zelinski, quando è arrivato a Napoli, chi era? Nessuno lo conosceva come giocatore. Da quando c'è arrivato Sarri, Zelinski è un gioiello, è uno dei centrocampisti più forti in Serie A. Ha trasformato tanti giocatori, Sarri, che prima non era nessuno, qualche giocatore, no? Eppure ora sono diventati dei giocatori importanti, tipo Allan che è andato all'estero. Prima Allan chi era? Con Sarri è diventato quello che è. Pocesca, Gattuso, basta, metti Rachmani con Massimovic incompetente, si vede, vuole andare. Se voleva allenare il Napoli restava. Sarri sì, però lo so, io lo riprenderei Sarri. Ma vi ricordate che differenza di gioco c'era tra questo Napoli e il Napoli di Sarri? Una differenza abissale proprio. Non esiste paragone proprio da questo Napoli a quello lì. Qui teniamo palla, siamo lenti, no? Siamo leggibili, siamo una carta scoperta. Ci conoscono come giochiamo qua, siamo troppo lenti. Con Sarri veloci, poi si facevano gli inserimenti con Insigne, Callecon, Mertens a memoria, ma vi ricordate? E chi si scorda? Hamsik che segnava da ogni posizione. Ci manca un giocatore come Hamsik a questo Napoli, perché a centrocampo siamo morti. Tu quando avevi un giocatore come Hamsik ti faceva la differenza, perché poi ti arrivava anche alla doppia cifra. Dimmi te, ora ce l'ha il Napoli un centrocampista che ti arriva in doppia cifra? Ce l'abbiamo un centrocampista che arriva in doppia cifra? Chi ti arriva in doppia cifra? El Mas, Bakayoko, Demme, Zelinski, li fanno 10 gol? No. Il Napoli aveva, oltre che l'attaccante che ti faceva gol, aveva anche il centrocampista che ti arrivava in doppia cifra.
Mercato fatto male, secondo me. Alan Giorginio, era tutta una cosa. Poi 73esimo 2-0 per il Genoa, niente da fare. Non c'è niente da fare, poi non c'è sta niente da fare. Io vi sfido a non accettare un Chelsea che comunque è un top inglese. Rifiutare la Juve, secondo me, può aumentare il tuo palmero. Dopo Hamsik, Giorginio è nulla. Sono d'accordo con te, Napoli. Dopo Hamsik e Giorginio, il Napoli è andato sempre a calare come squadra, come prestazione e tutto. Non siamo stati più una squadra di livello alto per lottare per il campionato, ma massimo per entrare in Champions. L'obiettivo non è stato più lottarci uno scudetto, ma entrare fra le prime quattro, da quando sono partiti quelli lì. Con i soldi di Bakayoko compriamo un signor centrocampista, ma ancora non l'hai comprato un Bakayoko, ma io spero nella società che non lo riscatta, perché se no veramente facciamo una cazzata dopo aver preso la bot a 20 milioni. Era uno spettacolo, sì, Zlatan nel Napoli di Sarri, basta, rivoglio Sarri, riprendiamo Marek, José Giorginio, ormai. Vai! Mannaggia, ma riuscimmo a segnare, mamma mia, non si segna nemmeno. Incredibile, voglio. Vai! Vai Insigne, vai! Mannaggia la miseria, ma mo io con tutta le tue palloni che sto gente. Vai, vai! Vai Insigne, vai! Ma dove sul difensore? Perché abbiamo venduto Marek? È andato via lui, poi non c'aveva più stimoli. Siamo tornati a Napoli di Donatoni, boh, ma Barbangianni non vede, siamo scandalosi, mamma mia. Ma perché abbiamo venduto? È andato via lui. Salutami Aurelio e Albino. Ma no, si mette, ma che cazzo stai pure tu? Ah, che palle, voglio che palle, non si può vedere un Napoli così, ridotto così da un Napoli bellissimo, ridotto a queste maniere, ma io, stiamo sempre facendo più schifo, mamma mia. Con gli anni stiamo sempre calando di squadre, anche di società, così, voglio, che fa? Si ritorna a tre a posto degli annanzi. Abbiamo fatto 11 anni, 12 anni a livelli cioè proprio alti, perché il Napoli era conosciuto anche in Europa fra le prime 10, mi sembra, c'è stato un momento, ora, vai, vai, mannaggia, non si passa, non ci fanno passare, ma tira da fuori, cazzo, pulizio, vai al mazzo, vai, ma passala, ma allargati pure tu, Lore. Vai, 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 vai. Vai lo Zan, mannaggia, miseria. Vicino, vicino, corri di Lorenzo. Vai, 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 oh Palenzi. Mannaggia, miseria, mannaggia, pure palo, roppa attraverso i pedani, ma che cazzo, pure la sfiga ci viene. Mannaggia, non è cosa, non è a na, guarda là, guarda là, guarda là, guarda là. Così meno 60 ma come si fa? Napoli non vincerai mai, mentalità di comunque a voi tifosi napoletani una simpatia, ma non riesco a supportare Oremma. Non è possibile, mamma mia, pure la sfiga, pure la 6 gol, ecco Bakayoko. Ma non guardare la partita, io mamma mia, così. Onorai, perché io ci credo sempre, nonostante si perde, so così, il Napoli ce l'ho nel cuore e ci devo sempre credere, pure se lo so che è difficile, ma così. Vai Osimhen, vai, fai cose buone, calcio d'amo. Dai, su. Ha fatto la benedizione, mamma mia, veramente, che benedizione.
Ma che sfigo, manchi cane. Marco Colombo, buonasera. Almeno segnassi in segno Politano mi sforterebbero al Fanta. Vai! Grande Politano! Vai! Va fa mucca. Va fa mucca. Vai! A così. Ha segnato con il numero 21 Matteo Politano. Va fa mucca. E che cazzo. Bello, che gol che ha fatto! Ah, mi bellissimo, mamma ruga. Oh, ci hanno fatto un regalo, sta maronna mamma puttana in che ci voleva? Ma che gol nell'angolino, grande Matteo, grande Napoli, vamo, siamoci a piazza partita. Oh, l'ha chiamato Marco Sinurus, Marco Colombo, grande, grande, ha detto segnato Politano, grandissimo. Luca Presenza, ciao, buonasera Luca. Dai, ora la pareggiamo, vai Napoli, vai, sei a pareggiamo. 79esimo, fammi aggiornare il risultato, che ora già sorrido un po' di più, anche se stiamo sempre perdendo, ma 79, oh, accorto, non dormite. 79esimo Politano. Vai, vai giù, ci ma credere sempre, vai. Vai. Scattammo a capo, vai. Giovanni Fanciullo, 70 milioni di Osimhen, paga per l'ingaggio di Ibrahimovic. Vai, giunto, le Gattuso, sento, siamo messi male. Vai, vai, Lozano, vai, Ciuchi. Scattammo a capo. Appena avete tolto Petagna avete iniziato a giocare. E non morto scavato Petagna. Te un pallone fa venire, fa resuscitare pure i morti, fa resuscitare. Io non la vedo difficile. Difficile sì. Difficile sì. Siamo all'80esimo. L'avesse segnato prima sto gol, l'avessero segnato al 60esimo, era tutta un'altra cosa. Ora all'80esimo è sempre molto più difficile. A massima può pareggiare, ma vincere è difficilissimo. Però ci dobbiamo sempre credere, voglio. Neapolis, ma possibile che Osimhen ha fatto tutto quello che Petagna ha fatto in 2 mesi? Mamma mia, ma no, vabbè, lasciamo Petagna comunque ci ha dato una mano in certe partite. Poi in altre partite è stato praticamente inutile. Però dobbiamo dire che in qualche partita ci ha dato una mano, quello sì. C'ha i meriti e i demeriti pure lui. Mamma mia, Carmen, Napolita. Vai, vai, vai. Vai. Vai al massimo. Vai Bakayoko. Mannaggia la miseria. Vai Napoli. Vai Bakayoko. Vai, vai, che pareggiamo sta partita, vai. Vai Di Lorenzo. Oh. Francesco De Iso, secondo me Gattuso dovrebbe dare più spazio a Politano, non fargli giocare una partita da titolare ogni 7 partite. Quello sì, perché si sta meritando la maglia da titolare Politano. Ci mette l'anima lui in campo, corre, suda. Non è il primo gol che fa, anche lui ci ha fatto vincere delle partite importanti anche Politano. Osimhen è un gran giocatore tempo al tempo, ma l'acquisto è quello che deve risolto Lozano. Sì, perché Lozano è totalmente diventato un altro giocatore sotto a Gattuso. Con Ancelotti non giocava praticamente poco, mi terrebbe un po' sul morale. Dai ragazzi, sveglia, sveglia, ciao, facciamo scattiamo a capo, vai giù. Segnato un'apola. Dai Napoli. Ah, vabbè, guaglio, manca la voce proprio per Luca Napolitano, anche qua. Vai Napoli. Mannaggia. L'uno al banner del Napoli, non hai visto il gol. Avevi scritto Politano, ma non hai visto il gol.
Vai! Mamma mia. Vai, Bakayoko. Cazzo. Secondo me dovrebbe provare il 4-2-1-3, attaccanti Politano e Osimhen e Lozano, e provare Insigne. Vai, vai, vai. Vai, vai! Punizione, oh, arbitro! Oh! Ma va a fare vai, vai, piglia da mano, vai allarga. Vai al Mars, vai. Vai che segniamo, vai che segniamo. Oh, man. Bravo, hai fatto una cosa buona ogni tanto. Allargati là, guardati là che è sul. Vai di Lorenzo. Oh, ma come punizione? Ma mia. Cantanino del Napoli per darti fortuna a Napoli può essere che fa il gol. Quando manca per vedere Alvino e avremmo col defibrillatore. Mamma mia. Oh, oh, ma che cazzo? Vai giù, Magarella, ma no, no, non si possono fare queste cose. Ma guarda là Mario Rubio, ma guarda Mario Rubio, ma guarda Mario Rubio, sa mai quando con Mario Rubio. Cosa pensi di Alessandro Del Piero giocatore? È un campione, cosa pensi? È stato un campione, Francesco. Luigi Grasso, dai un po' di sfottò sano ci vuole. È giusto così, è giusto così. Osimhen è entrato in campo, sì è entrato. Pure Insigne. Mica ti aspetto. Mamma mia Gattuso, mi viene a perdere domani, tranquillo. Vai giù, ma perché dovete vedere il Milan? Vai giù. Ah, ma avremo Napoli noi, cioè l'altri risultati non ci servono a niente se non vinciamo. Allora non avete capito niente. Che minuto siamo? Siamo all'87esimo, 3 minuti mancano, più recupero. Ormai al massimo la puoi pareggiare, ma non fai niente. Poi. Secondo me dovete prendere Firpo dal Barcellona, 10 milioni al posto di Mario Rui. Sì, ormai il mercato si è chiuso, non hanno fatto un cazzo, non hanno fatto De Laurentiis e cose, giuntole là. Ci serveva un terzino, non hanno piato niente, sono stati capaci di non prendere un giocatore sul mercato. Non è la prima volta che a gennaio facciamo queste cose. Oppure quando hanno fatto un mercato a gennaio hanno piato Lobotka e Demme, vabbè, Demme ci può pure, ma Lobotka e chi là, ma per piacere, fatemi un favore. Vai, vai, vai Politano, è l'unico che ci mette il cuore, vai Politano, vai. Ma bravo, a Politano va applaudito perché Politano è l'unico che suda la maglia insieme a Lozano. Sono gli unici che ci mettono a sfaccimmer ragazzini in questa partita. Andiamo veloce, Maximovic, va dritto, vai sempre a dritto, ti cago sotto, Maximovic, ti cago sotto, ti cago, stai zitto. Ragazzi, finito, voglio. 88esimo già. Ah.
Mannaggia la miseria. Oh! Politano tiene la stessa cazzimma di Mertens. Sì, ci mette la voglia e l'anima in questa partita, ci ha messo. Uno dei pochi. Vai, vai. Voglio, mamma mia, che delusione sta partita. Vai, vai. Vai. Ma tu che cazzo di cose hai fatto, di Lore? Vai, vai. Vai, 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 però... Ma no, mamma mia, Politano, Fabrizio entra nella live dei tifosi del Napoli per vedere la reazione e trovo comunque gente che parla del Milan e sta dando fastidio il sopra, però della Juventus o Inter non se ne parla. Vai Bakayoko, vai, vai veloce però. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, vai Kur! Siamo scandalosi, voglio siamo scandalosi. Vai, vai Polita, sei l'unico che può fare qualcosa, ma nessuno vicino. Ma vai Di Lorenzi che ti mollice. Mario Rui, un cross buono che ti mollice. Nostro, è nostro. Più forte Mario Rui. Mamma mia, Gianni. Vai! No, no, è il Massi chi ti è morto, è il Massi chi ti è morto, ma come fai a te mangiare il gol? Come cazzo fai? Ma come ti sti piedi a banane e ti? Ma come fai? Ma come fai a sbagliare sto gol? Come fai? Come cazzo fai? Come cazzo fai? Ma io non lo so. Ma che tieni a posto dei piedi? Io non lo so. Che cazzo tieni? Io non lo so. Oh, rigore! Rigore! Oh! Ma va a fa mo, capita il rigore, valla a guardare la VAR, valla a guardare, valla a guardare, se non sei sicuro, valla a guardare, valla a guardare, no, cazzo, che ci sta a fare VAR? L'ha sbilanciato, vuoi giù, l'ha sbilanciato.
Voglio facciamo dire a tutto quanto, voglio ama perso con Genova doppietta di pande, voglio come cazzo si fa, voglio ma come facciamo? Abbiamo fatto un gol alla fine, voglio alla fine abbiamo riuscito a fare un gol. No, siamo scandalosi, voglio, siamo scandalosi, cosa è lato mondo, voglio, ma che resto Napoli, voglio, ma qua siamo scandalosi, ma non abbiamo continuità nei risultati, voglio, ma vi rendete conto? Una partita vinciamo e una la perdiamo, una partita vinciamo e una la perdiamo, ma dove vogliamo andare? Voglio, Sassuolo e Verona giocano meglio di noi, hanno più continuità di noi nei risultati, ma dove vogliamo via? Ma dove vogliamo via? In Champions League nemmeno andiamo in Champions League o vince l'Europa League così rischi pure di andare a casa contro Granata, pure con Granata te ne vai a casa, pure con loro. Fatemi piacere, basta, non voglio vedere più niente, voglio. Comunque grazie a tutti quanti ragazzi per essere stati in live, ma che voglio, grazie a tutti per la live. Vi saluto, vi ringrazio per avermi supportato, anche se è stata una serata in merda, perché è stata una serata in merda. Perde così, voglio, con Genova non ci sto proprio. E niente, voglio, vi abbraccio, vi mando un bacione a tutti quanti, al di là del risultato, sempre e comunque forza Napoli. Buonanotte a tutti ragazzi, buonanotte, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Seguiteci sempre, a me a volte c'è anche mia moglie, seguiteci sempre, ok? Un abbraccio grande e grazie ancora. Buonanotte a tutti, voglio, e come sempre, forza Napolese, voglio, buonanotte.